Grazie Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, Presidente del Consiglio Draghi, signori Ministri. Mai come in questo ultimo anno le riunioni periodiche del Consiglio europeo hanno rappresentato non solo un luogo di confronto sui temi in agenda nell'Unione Europea, ma anche un'opportunità non sempre colta per i governi degli Stati membri di decidere insieme le strategie per affrontare al meglio ed in modo risolutivo la pandemia in atto. Le decisioni assunte finora, sebbene differenti e talvolta innovative rispetto al passato, non sono state all'altezza delle aspettative. È mancato il coordinamento sia tra i singoli Stati, sia tra questi e le istituzioni dell'Unione Europea, ponendo gli enti territoriali più vicini ai cittadini nella condizione di dover sopperire alle lacune evidenziate. La nascita del suo governo è stato un fatto positivo non solo per il nostro Paese, ma anche per l'Unione Europea, e le azioni del suo esecutivo in questi appena 40 giorni di mandato hanno ricordato con chiari esempi che chi è chiamato a ricoprire ruoli di guida politica deve avere la capacità ed il coraggio di decidere. La battaglia contro il Covid-19 passa necessariamente dalle cure e qui voglio ricordare il merito del suo governo per aver finalmente proceduto all'acquisto di farmaci con anticorpi monoclonali, ma in chiave preventiva si realizza con una campagna di vaccinazione da programmare e realizzare senza perdere tempo in fronzoli floreali, come è avvenuto nei mesi scorsi, perché l'obiettivo primario rimane quello di avere sufficiente disponibilità di dosi da somministrare a breve. Sotto questo aspetto, l'operato dell'Unione Europea ha messo in grossa difficoltà tutti gli Stati membri, non riuscendo a gestire in modo efficace l'acquisto dei vaccini. Occorre analizzare a livello europeo gli scenari possibili dei prossimi mesi in merito alla diffusione del virus e alla capacità di approvvigionamento dei vaccini anti-Covid per programmare le attività commerciali e turistiche, nonché gli spostamenti tra gli stessi Stati in vista della stagione estiva. Un approccio scordinato o peggio confuso nell'Unione Europea rischia di vanificare la potenziale ripresa del settore terziario, particolarmente sofferente da inizio pandemia. È auspicabile trarre indicazioni dall'esperienza di questa crisi. Mi riferisco alla necessità, sia a livello italiano sia europeo, di non sottovalutare settori produttivi strategici quali l'alimentare, il sanitario e quello della componentistica, ritenendo erroneamente che il libero scambio di essi resista a qualsiasi avversità sistemica. Sono convinto che i fondi del Next Generation EU, se opportunamente impiegati, possono definire le condizioni per il rientro di quelle aziende che hanno delocalizzato fuori dai confini europei e statali. Anche in materia di politica digitale è necessario investire risorse per garantirci sia vantaggi competitivi a livello globale, sia una più capillare diffusione di infrastrutture di rete sicure e di altissima capacità. Oggi nel nostro Paese rimangono ancora troppe aree dove solo il 3G è garantito da tutti gli operatori. Tra i punti che affronterete c'è il ruolo del mercato unico. È indispensabile trattare questo tema se pensiamo che il mercato unico europeo possa diventare non solo il semplice luogo di scambio di merci prodotte ovunque nel mondo, quale è purtroppo quello odierno, ma anche e soprattutto uno strumento di sostegno alla produzione europea dei beni commercializzati e consumati da circa 500 milioni di persone che vivono sul nostro continente. Sulle sfide riguardo al Mediterraneo orientale non intendo dilungarmi, ma la posizione storica
della Lega nei confronti della Turchia vale più di qualsiasi dichiarazione possa io fare oggi in quest'Aula. La questione turca ci pone ancora una volta davanti alla mancanza di una reale politica estera europea, che risulta invece essere una somma ponderata delle azioni dei 27 ministri degli esteri degli Stati membri. Se da un lato tutto questo è tollerabile quando sono in gioco gli interessi di un singolo Paese, dall'altro non lo è quando il prezzo delle mancate decisioni ricadono sull'intera Unione Europea o su una parte rilevante di essa. Presidente Draghi, le scelte in merito a buona parte dei temi che sono in agenda nel prossimo Consiglio europeo non sono più rinviabili. L'Unione Europea, ma nello specifico il nostro Paese, vede erodersi progressivamente un fattore che durante questo anno di pandemia si è considerato illimitato, il fattore tempo. Il nostro Paese ha bisogno di ripartire al più presto e più si sposterà avanti il ritorno a condizioni simili a quelle pre-pandemia, più sarà impegnativo per le istituzioni supportare il tessuto economico e sociale. Quanto lei ha esposto poc'anzi ci rassicura e ci conferma che la strada da lei tracciata è corretta. Grazie Presidente.